Ciao ragazzi, oggi vi porto un regalo, ma che dico regalo? Un grandissimo regalo, cioè l'iPhone 6. È stato presentato pochi giorni fa e noi a Napoli già ce l'abbiamo. L'ho preso a Piazza Garibaldi, sono corso subito a casa per fare l'unboxing con voi. Lo spacchettamento, lo spacchettiamo insieme. Ho già tolto la carta perché a me è uno sfizio mica, tolgo sempre le carte ovunque, capito? Ma pure quando giochiamo a carte le tolgo subito, è una cosa, vabbè. Parto con l'unboxing. Vado? Ok. No. No, Wagyu, no. Wagyu è una cosa pazzesca. È leggerissimo, tra l'altro, che ti viene proprio non da lanciarlo, ma proprio da fare hop, hop, hop. E certamente avranno studiato per fare questa impugnatura più scorrevole. È un prodotto solido che lanciato sul mercato spaccherà, secondo me. A primo impatto vedo che è molto più grande. Però ci sta, nel senso che se tu vuoi vedere tante cose e le vuoi vedere bene, lo devi fare più grande, poi non c'è sta niente da fare, cioè è comunque una società di miopi, nel senso che andiamo incontro alla miopia e quindi vediamo, vabbè, le classiche cose, tasto accensione, spegnimento, blocco tasti che sta su, vabbè, i tasti del volume, più, meno, più. Adesso è spento. Ora io ho scelto questo colore un po' matto, mi scoccia, sempre stesse cose, nero e bianco e nero, la Juve. E poi c'è la telecamera per fare dei selfie, quasi che non faccio. Però lascio un attimo l'appoggio qua e vado ad aprire la scatola, oltre alle solite istruzioni, vabbè, però che non ve le ho spiegate io, quindi non... così troviamo il caricabatterie. Il caricabatterie che ha il classico ingresso USB, però a differenza degli altri, e questa è una grande genialata secondo me, praticamente è tutto nubiezza. Che cosa intendo per tutto nubiezza? È un blocco unico. Nel senso, queste e queste. Le cuffie. L'unica nota dolente, la delusione, diludendo le cuffie, perché insomma, non c'è niente di nuovo, anzi siamo tornati indietro perché non stanno le cuffie a pari passo di tutti gli altri pezzi e in più non hanno risolto il problema dell'annodarsi, anzi, cioè è uscita già tutta gravogliata, uno diceva fammi sentire un po' di musica, fammi fare una telefonata, sto guidando, sbagliato, che dire, la batteria, l'elemento più criticato in questi giorni, sono piovute tante critiche sulla batteria, sulla durata, però io mi sono informato e i materiali sono gli stessi di casa Apple, cioè proprio gli stessi elementi di casa Apple, come stava testando Steve Jobs. Poste critiche, non lo so, volete pigliare la questione? Cioè, pigliamoci la questione, ma non capisco da dove vengono. Nvidia sarà il prezzo, insomma il prezzo è molto a costicchia, ci diciamo a costicchia, però è un investimento. Wagyu è un investimento, comunque ti dura, poi nel futuro lo puoi pure fittare, ce lo sfrutti, se stai a mare tienendo comunque un Apple a mare oppure tienendo un Apple in città. Il mercato che ci sta, Wagyu, ma pure come fitta uno studente. Comunque sono soldi che hai capito? Vabbè, poi fate come volete. L'unboxing l'abbiamo fatto, seguiranno tutti i test, questo modello base, le fondamenta. L'unboxing consiste in questo, cioè tu lo spacchetti e te lo fai. Abbiamo visto tutte le cose, io lo richiudo, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e così potrete vedere tutti gli altri video iPhone per costruire il tuo futuro. iPhone.